La Sicilia sarebbe pronta a ripartire dopo il 4 maggio. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, parlando all'Assemblea regionale siciliana, ha sottolineato l'esigenza di valutare una ripresa delle attività che tenga conto della specificità della situazione siciliana. Il Premier Conte, ha detto Ruggero Razza, ha chiesto alle regioni di condividere con i ministeri competenti eventuali scelte di anticipare riaperture di attività. Valutiamo l'ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre il 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data perché in Sicilia, dice sempre Razza, ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni. Ecco perché nel pomeriggio di ieri il presidente della regione Musumeci ha incontrato il comitato tecnico scientifico regionale. Le regioni possono valutare degli step di apertura interloquendo con Roma, però naturalmente su basi scientifiche. Sarebbe un grave errore se questa graduale apertura delle attività sia valutata al di fuori della sicurezza dei lavoratori, degli operatori, del distanziamento sociale e del contenimento su basi scientifiche e sanitarie. È stato infatti avviato il confronto con i vertici dell'assessorato alla salute, il comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano. Il confronto servirà a definire le più adeguate strategie di intervento per la fase 2, relativa alla ripresa delle diverse di attività sociali, lavorative, produttive e ricreative. L'obiettivo del comitato sarà determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza. In base alle risultanze del comitato, il governo della regione assumerà le decisioni per l'allineamento al DCPM vigente e valuterà già nei prossimi giorni l'adozione di ulteriori misure di alleggerimento.